Drammatico scontro stamani in A4 in direzione Trieste tra Meolo e Roncade, tamponamento tra due mezzi, a perdere la vita l'autista di un furgone. Vasto incendio in un'azienda agricola di San Pietro in Gu, massiccia la presenza di vigili del fuoco per domare il rogo, salvati più di 1000 bovini. Montagna devastata, nel conto corrente regionale la solidarietà dei Veneti ha toccato i 2 milioni di euro, il grazie al governatore Zaia che il Consiglio regionale annuncia entro il 10 dicembre si avrà l'entità dei danni. Nessun risarcimento per la vedova del turista tedesco morto nell'incidente in Canal Grande dell'agosto 2013, la donna anzi dovrà pagare al gondoliere 250.000 euro di spese legali. La polizia locale di Treviso sequestra ad un mendicante oltre 300 euro provento di accattonaggio secondo il decreto Salvini, ma la legge non è ancora in gazzetta ufficiale, quindi i soldi devono essere restituiti. In Veneto tra gennaio e settembre sono state oltre 24.000 le persone a richiedere il reddito di inclusione. Il pericolo lanciato dagli assistenti sociali, se verrà sostituito dal reddito di cittadinanza, si perderanno molti indici di povertà. Ha preso il via il 1° dicembre il piano comunale per gestire i mesi più freddi dell'inverno, che vede al suo interno un progetto di inclusione sociale per i senza dimora che intendono farne parte. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano dunque la tragedia che si è consumata questa mattina lungo la A4 in direzione Trieste tra le province di Venezia e Treviso, tra Meolo e Roncade. Nello scontro tra un mezzo pesante e un furgone ha perso la vita l'autista di quest'ultimo mezzo, ma ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia. Questa mattina intorno alle 8:30 si è verificato un grave incidente lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Portogruaro e Meolo davanti all'area di sosta di Roncade in direzione Trieste. Un tamponamento tra un camion e un furgoncino è costato la vita proprio al conducente del mezzo leggero. I vigili del fuoco sono accorsi con 2 squadre da Mestre e hanno messo i veicoli in sicurezza. È giunto anche il personale del 118, ma purtroppo ormai non c'era nulla da fare per il conducente che ha perso la vita. L'autostrada non è stata chiusa, ma solamente la corsia di marcia e sul posto anche il personale di Autovie Venete e la polizia stradale. Questo incidente accade dopo un altro scontro avvenuto ieri sempre sulla A4 intorno alle 18 quando un furgone si è schiantato contro un tir. Il conducente del furgone, dopo aver passato lo svincolo di San Sino di Livenza, stava proseguendo in direzione Trieste. Non si sarebbe accorto del mezzo pesante che lo precedeva, fermo per una lunga coda, incastrandosi sotto il pianale del tir. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre, San Donà di Piave, Motta di Livenza con i sanitari del 118, gli ausiliari del traffico e la polizia stradale di San Donà. Il conducente del furgone è stato estratto con non poche difficoltà dalle lamiere grazie ai vigili del fuoco e dopo quasi un'ora di delicatissimo lavoro è stato portato all'ospedale. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie di Ilaria Marchiori. È vasto incendio in un'azienda agricola nel Padovano a San Pietro in Gu, massiccia la presenza dei vigili del fuoco per domare il rogo e hanno così permesso di salvare più di 1000 bovini. Parte dell'azienda agricola è andata distrutta dalle fiamme, ma il massiccio intervento dei vigili del fuoco, accorsi da Cittadella, Padova e Vicenza, assieme ai volontari di Santa Giustina, ha permesso di contenere l'incendio al solo fienile, evitando l'estensione delle fiamme alla stalla vicina, salvando così oltre 1200 capi di bestiame. Le fiamme, divampate poco prima della mezzanotte da un carro miscelatore, hanno subito coinvolto il fienile. Sono state necessarie parecchie ore perché le operazioni di spegnimento, eseguite con 7 automezzi e 21 operatori, venissero portate a termine. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E adesso il punto sui danni alla montagna bellunese, la pedemontana veneta e gli altri temi cruciali per il Veneto, punto fatto dal governatore Zaia di fronte al Consiglio regionale dove è iniziata la discussione sulla manovra di bilancio. Entro qualche giorno si potrà avere una stima precisa dei danni alla montagna veneta, ad annunciarlo il governatore Luca Zaia, commissario per l'emergenza, nel presentare al Consiglio regionale la manovra di bilancio. Quanti danni abbiamo avuto? Noi calcoliamo che siano in settimana, lo renderemo noti, che siano abbondantemente sopra il miliardo di euro. Abbiamo una fascia interessata di circa 100.000 ettari, che non è una roba da poco, dei quali vi posso già dare un dato verosimilmente buono, 28.000/30.000 sono rasi al suolo.
Data la vastità dell'area interessata, non è stato semplice realizzare una mappatura esatta di tutte le zone colpite, che ha richiesto particolari condizioni meteo per ottenere delle immagini sufficientemente nitide dai satelliti. Abbiamo fatto questa foto e oggi sappiamo dove sono queste aree di schianto, sappiamo dove sono le briglie che sono saltate, dove sono le frane, per avere un quadro generale per poter fare una stima entro il 10 di dicembre. La richiesta di introdurre un'addizionale IRPEF regionale per sostenere la montagna, avanzata dall'opposizione, è stata respinta dalla Giunta. Noi tasse non ne mettiamo, daremo una mano al bellunese, cercheremo di recuperare la situazione, ma pensare di chiedere di applicare tasse ai veneti in questa fase decisamente no. Queste cose si fanno quando non ce la fai più, ma per ora ce la faremo e ce la facciamo. Il Fondo di solidarietà istituito dalla Regione a sostegno dell'emergenza ha raggiunto nelle scorse ore i 2 milioni di euro di donazioni, una generosità che il governatore definisce commovente. Altra voce pesante del bilancio regionale, che ammonta in totale a 17 miliardi di euro, 9 dei quali destinati alla sanità, è quella che riguarda la Pedemontana Veneta. Il primo tratto della nuova superstrada, annuncia Zaia, sarà inaugurato a giorni. Qualcuno potrebbe dire, ma lo stai dicendo da un mese, perché non lo apri? Semplicemente perché, come accade in Italia, allora c'è il concessionario che c'è un programma, un software per la gestione dei pedaggi che si rifà a un programma francese. L'AISCAT ne ha un'altra e questi ne fa la Tradeo. Io ho detto che sono stanco di aspettare, per cui se non me l'aprono con il software che dialoga, tirano sulle sbarre, intanto lo faranno gratuita e lo facciamo pagare al concessionario a questo punto il pedaggio, perché è impossibile pensare di lasciare 7 km, 8, 10, quelli che sono, di una strada che è già pronta da mesi, e io direi che è il caso di aprirla. Restiamo in Consiglio regionale, dove Lega e 5 Stelle si accusano a vicenda di voler boicottare il percorso dell'autonomia, perché nonostante le continue rassicurazioni del governo giallo-verde, il dossier non è ancora approdato in Consiglio dei Ministri. L'autonomia, anche se nessuno se n'è accorto, è presente nel DEF e spero di portarla a casa entro Natale. All'auspicio del presidente Luca Zaia risponde dai banchi dell'opposizione il capogruppo 5 Stelle Jacopo Berti in un intervento che suscita l'indignata reazione dei leghisti. Finora abbiamo sentito solo promesse, attacca il grillino, il ministro Erika Stefani dovrebbe finalmente mettersi a lavorare. Abbiamo fatto una campagna elettorale proprio per il referendum per l'autonomia, 2,5 milioni di veneti sono stati chiarissimi e la chiedono a gran voce, e per il principio della democrazia diretta vogliamo dare questa autonomia come è stata chiesta dai cittadini. Però appunto c'è un ministro competente, da parte nostra come 5 Stelle totale e assoluta disponibilità a portarla avanti, però adesso se la deve sbrigare giustamente il ministro che ha in mano il dossier, e speriamo che lo faccia. Parole spudorate, ribatte il capogruppo leghista Nicola Finco, la situazione a Roma è ben nota a tutti. Il dossier è fermo a causa delle resistenze dei ministri 5 Stelle. Le bugie hanno le gambe corte, ma soprattutto noi abbiamo le carte che parlano. Il ministro Stefani ha concluso l'iter, oggi gli unici ministeri che non hanno risposto in merito alle materie da delegare alla Regione Veneto sono proprio i ministeri governati dai 5 Stelle. Quindi oggi, se l'autonomia a livello romano è bloccata, non è sicuramente per colpa della Lega, ma di questi 5 Stelle che ovviamente hanno paura che la nostra Regione inizi questo percorso di autonomia e quindi dimostri che dove c'è la Lega si governa bene. Torniamo alla cronaca per parlare dell'incidente, lo ricorderete, accaduto nell'agosto 2013 con la morte in Canal Grande di un turista tedesco. Ebbene, nessun risarcimento per la vedova dell'uomo. Ci racconta tutto in collegamento telefonico il nostro Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia. Dovrà pagare 250.000 euro al gondoliere che la stava trasportando, Gundula Schäfer, la vedova del criminologo tedesco Joachim Vögel, perito nel tragico e noto incidente dell'agosto del 2013 in Canal Grande. La moglie appunto aveva chiesto un risarcimento di 9 milioni di euro per la morte del marito, che, come ricorderete, era stato schiacciato da un vaporetto durante una gita nei pressi di Rialto, e dovrà invece essere lei a pagare 250.000 euro di spese legali al gondoliere che è stato assolto e ritenuto non responsabile di quanto avvenuto. Nel caso specifico della causa civile, il motivo di questo mancato risarcimento è anche che la domanda della donna era stata
presentata oltre i termini previsti. Una cifra quindi pesante che potrebbe apparire anche drammatica, ma non è così, perché la vedova di Vögel ha già ricevuto 1.300.000 euro di anticipo per cause intentate contro altri responsabili di cui sono invece emerse le colpe, tra cui ACTV in solido con gli autisti del vaporetto, la cui manovra aveva determinato la tragedia. Per il momento da Venezia è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Buon lavoro anche a Tommaso Stoppa. Restiamo a Venezia con un fotomontaggio con cui l'ISIS minaccia la città, ma il questore Gagliardi commenta: questa è una fake news, i controlli in città sono massimi. L'ISIS minaccia la città diffondendo un fotomontaggio in cui si vede una bandiera nera sulla Basilica della Madonna della Salute. Un terrorista armato pronto a colpire è rivolto verso la Basilica, i canali di Venezia e i palazzi storici della città, e si legge: non c'è divinità se non Allah. A scovare l'immagine alcune agenzie americane specializzate nel monitoraggio dei mezzi di comunicazione dei fondamentalisti. Ma sebbene Venezia sia un obiettivo sensibile da sempre, gli esperti dell'intelligence, già a conoscenza di questo fotomontaggio, tendono ad escludere che possa far riferimento a un ben preciso piano di attacco al cuore del Veneto, come confermano questore e prefetto. Assolutamente una fake news questo fotomontaggio. Siamo serenissimi, siamo sempre attenti, perché tutte le forze dell'ordine, coordinate dal signor prefetto di Venezia, pongono la massima attenzione in questa città. Non abbiamo nessun tipo di segnale, la nostra attenzione è sempre alta. Non diamo importanza a questa cosa perché quella bandiera è apparsa su 20 campanili diversi, per cui la cosa non ci scompone più di tanto. La città è sotto controllo, sì, potrebbe essere un obiettivo, ma diciamo ci sono 100 città che potrebbero diventare obiettivo. Da questo punto di vista diciamo che il terrorismo di matrice islamica è un terrorismo che ha prevedibilità zero, può colpire in qualsiasi parte, in qualsiasi momento, in qualsiasi persona. Però noi non ci facciamo sottomettere dalla paura di queste persone. Nel caso proprio di questa mattina è una fake news. I controlli in città non mancano, anzi, in vista delle festività natalizie saranno adottate le stesse misure di sicurezza che finora hanno dato buon esito. Anche quest'anno potenzieremo i servizi come ogni periodo natalizio, per far sì che tutti i cittadini possano godere queste feste natalizie serenamente. Ci sarà maggiore impegno da parte di tutte le forze dell'ordine, ma questo è nell'ordine delle cose. Andiamo ora a Treviso con una notizia che ha già suscitato non poche polemiche. Un romeno è stato fermato e denunciato per accattonaggio molesto, ma la magistratura lo ha scagionato restituendogli anche i soldi sequestrati, perché la legge decreto sicurezza di Salvini non era ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Lo controllavano da tempo gli agenti della polizia locale di Treviso, poi il 29 novembre è scattato il blitz. Un mendicante di nazionalità romena di 19 anni è stato fermato e denunciato ai sensi del nuovo decreto sicurezza. Non solo, ma nell'operazione i vigili gli hanno sequestrato anche 370 euro frutto di accattonaggio molesto. Il giovane infatti non era un mendicante che chiedeva l'elemosina seduto per strada con la mano tesa, ma stava nei parcheggi dove si era inventato un lavoretto tutto suo, il parcheggiatore abusivo. Fin qui tutto sembrava chiaro, a parte il fatto che la legge non era stata ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e quindi la magistratura non ha convalidato gli atti eseguiti dai vigili e ha disposto la restituzione del denaro. L'uomo, se si fosse reso responsabile degli atti soltanto la settimana successiva, avrebbe rischiato di essere arrestato fino a 6 mesi. Nel frattempo si è reso irreperibile. Nella scorsa notte a Zanè, in provincia di Vicenza, ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso del negozio Cavedon Moto, si sono impossessati di 19 biciclette di vario genere, principalmente elettriche, per un danno stimato intorno ai 20-25 mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tieni, i quali stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, ma anche della zona circostante,
notte per risalire ai responsabili. E sono state sospese su disposizione della Prefettura di Treviso le ricerche di Mauro Tomietto, il manager di Farra di Soligo, scomparso da oltre una settimana. È trascorsa una settimana da quando Mauro Tomietto è uscito di casa senza fare più ritorno. Il manager, di origini francesi ma residente con la moglie e figli a Farra di Soligo, non ha lasciato traccia. La prefettura ha disposto ora la sospensione delle ricerche. Gli uomini delle forze dell'ordine e i vigili del fuoco per oltre una settimana hanno setacciato metro su metro Farra di Soligo, dove il 55enne viveva. Controllata anche la zona di Nervesa della Battaglia, dove è stata ritrovata l'automobile abbandonata dal manager. E infine sono stati controllati i canali e corsi d'acqua di Falzè di Piave, dove il suo telefono aveva agganciato l'ultima cella telefonica prima di spegnersi. Con sé l'uomo aveva portato il portafoglio, i documenti ed il cellulare. Tomietto dalle scorse ore è stato registrato nella banca dati delle forze dell'ordine alla voce persone scomparse da rintracciare. Ieri a Treviso, ultima seduta del Consiglio di indirizzo di Fondazione Cassamarca con la presidenza di Dino De Poli. Si chiude un'era e se ne apre un'altra con il nuovo presidente che verrà nominato martedì prossimo e che dovrà fare i conti con una situazione economica non certo semplice. Ore 10:30, dopo un'ora di consiglio d'indirizzo, Dino De Poli se ne va a bordo di un Audi grigia. Sorride, saluta con la mano giornalisti e fotografi, ma nessuna dichiarazione da parte dell'oramai ex presidente di Fondazione Cassamarca. Dopo 26 anni si chiude così un'epoca che ha segnato una pagina importante della storia della Fondazione e dell'intera città di Treviso. La riunione era iniziata alle 9:30, un'ora di consiglio con la nomina dei 9 membri del nuovo board, ma soprattutto con i ringraziamenti di De Poli e i consiglieri che a loro volta, attraverso il professor Ulderico Bernardi, hanno salutato colui che nel 92 ha fatto nascere la fondazione. Quando Bernardi ha parlato, un po' tutti grazie, allora si è un po' commosso. No, molto bello presidente. Un De Poli dunque commosso che dice addio alla fondazione, che da oggi volta pagina e lo fa iniziando dalla nomina dei 9 membri del nuovo consiglio di indirizzo, 6 dei quali coincidenti con quello uscente. All'unanimità sono stati votati Ubaldo Fanton, Giovanni Squizzato, Amedeo Gerolimetto, Gianfranco Gagliardi, Piero Semenzato, Tommaso Patarnello e i nuovi nomi Giuliana Martina, Valentina Barbieri e Luigi Garofalo. Martedì prossimo, 11 dicembre, il nuovo organo si riunirà per nominare il nuovo presidente. La dirigenza che prenderà in mano Fondazione dovrà affrontare un quadro economico molto delicato. Il bilancio 2017 infatti si era chiuso con un disavanzo per 53 milioni, mentre il patrimonio netto è stato indicato in 308 milioni contro i 490 dell'anno precedente. La speranza è quella che insieme a Cassamarca si possa continuare a costruire un percorso di crescita per la nostra città, crescita in ambito culturale che vede da sempre Fondazione Cassamarca protagonista. Quindi io saluto con affetto l'avvocato De Poli, lo ringrazio per quanto fatto e do il benvenuto a chi verrà. Passiamo da una fondazione che era ritenuta la massima istituzione trevigiana, dove molto spesso istituzioni e amministrazioni andavano a baciare la pantofola, a mendicare contributi, a una fondazione che chiude questo periodo di 25 anni con non poche difficoltà. Io auguro assolutamente un buon lavoro ai nuovi amministratori. C'è da dire che De Poli nel bene e nel male ha scritto una pagina importante di storia di Treviso. Ai nuovi amministratori dico si parta col piede giusto, si parta con una bella analisi dei bilanci di fondazione e si renda tutto pubblico, stipendi compresi. Ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, il reddito di inclusione rivela che il numero di poveri è in aumento in Veneto. Arriva un appello degli assistenti sociali, non si pensi solo al lavoro ma anche alle fragilità delle famiglie, dall'abitazione che manca ai disabili da proteggere. In Veneto tra gennaio e settembre, primi 9 mesi di applicazione del reddito di inclusione, sono state oltre 24.000 le persone coinvolte, che corrispondono a 8.800 famiglie, e sull'inclusione punta anche il piano regionale di contrasto alla povertà. L'allarme lanciato dagli assistenti sociali però è che il reddito di inclusione venga sostituito dal reddito di cittadinanza, che prevede il requisito del lavoro, e che si perdano così gli altri indici di povertà, come avere un'abitazione, figli o disabili in famiglia. Di certo in Veneto la percentuale di povertà è cresciuta dal
3,2 del 2011 al 6,5% del 2017. La media nazionale è lontana, al 12%, ma occorre molta attenzione. Per evitare che arrivino fondi o sussidi e creino, e c'è un alto rischio quindi, una mentalità assistenzialistica. A Padova e provincia, ad esempio, sono arrivate oltre 1500 domande, delle quali ne sono state accolte 548, ovvero il 36%. Di queste solo il 15% è stato inviato direttamente al centro per l'impiego per cercare un lavoro. Gli altri prima dovevano superare emergenze di educazione, casa e cure sanitarie. Di positivo c'è che il 70% di chi ha avuto accesso al reddito di inclusione era già seguito dai servizi sociali. Quasi 200 persone a rischio povertà assoluta, dunque, si sono fatte avanti dall'oscurità in cui si trovavano. Se puntiamo solo al rinforzo del percorso e dell'inserimento lavorativo è limitante, perché sì, c'è bisogno di rinforzare i centri per l'impiego, ma c'è bisogno però molto di più di rinforzare i servizi sociali che possono affrontare le molteplici fragilità che le persone e le famiglie hanno. Dei padovani inseriti nel progetto, metà figli minorenni, e gli stranieri sono la minoranza. Un esempio, un padovano, padre di famiglia di 49 anni, grazie al reddito di inclusione e al progetto personalizzato, ha vinto un concorso e ora sta diventando operatore sociosanitario. Anche a Treviso i Vigili del Fuoco ieri hanno festeggiato la loro patrona, Santa Barbara, con un'emozionante cerimonia in Piazza Duomo. Caratteristico alzabandiere, i Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara, patrona del corpo. Piazza Duomo anche quest'anno ha fatto da scenario all'emozionante cerimonia che ha conosciuto il suo momento più intenso quando due pompieri e soccorritori alpini si sono issati con delle corde e sulle prime note dell'inno d'Italia hanno dispiegato l'enorme tricolore tra le due autoscale. Presenti le autorità militari e civili, numerosa la rappresentanza dei sindaci della Marca. La festa di Santa Barbara è da sempre l'occasione per riavvolgere il nastro di questo anno di attività e fare un bilancio di un 2018 che ha visto i Vigili del Fuoco di Treviso impegnati in diverse emergenze anche fuori dalla Marca. Ricordiamo anche l'intervento nostro dei Vigili del Fuoco di Treviso per lo scoppio della cisterna, dell'autocisterna di GPL a Bologna, e poi l'intervento per il crollo del Ponte Morandi, e poi da non dimenticare i 6.000 interventi di soccorso che abbiamo effettuato qui sul territorio di questa provincia. Oddio! 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 Proprio l'intervento a Genova, quello più difficile da un punto di vista tecnico ed emotivo. Ponte Morandi è stato molto impegnativo sotto il profilo tecnico, perché abbiamo dovuto scavare sotto macerie enormi, quindi difficoltoso dal punto di vista operativo, e poi sì, diciamo molto toccante sotto il profilo emotivo, perché purtroppo abbiamo dovuto recuperare alcune vittime di quella tragedia. La cerimonia è poi proseguita con la messa in Duomo officiata da Don Adriano Cevolotto e i canti interpretati dal tenore Francesco Grollo. Andiamo a Venezia, dove è attivo il piano di emergenza freddo e, visto il buon risultato dello scorso anno, si replica con la medesima formula. Ha preso il via il 1° dicembre il piano comunale per gestire i mesi più freddi dell'inverno e che vede al suo interno un progetto di inclusione sociale per i senza dimora che intendono farne parte. Vedrà quest'anno i posti dell'anno scorso, quindi circa 40 posti che possono diventare anche 50 nelle serate più fredde. Vedrà come l'anno scorso questa nuova modalità di accoglienza che prevede la prenotazione del posto la mattina e la possibilità per i senza dimora di recarsi direttamente alla casa dell'ospitalità. È un sistema nuovo che ha permesso di evitare la promiscuità in stazione, che ha permesso di evitare una promiscuità tra delinquenza e bisogno, quindi si è diviso anche il tipo di target, andando a sostenere e evitare i veri bisognosi, e si è lavorato per evitare quella situazione comunque di difficoltà che c'era in stazione, con assembramenti e in qualche modo delle difficoltà di gestione dei flussi. La casa dell'ospitalità però non sarà un luogo in cui dormire, ma i senza tetto che faranno richiesta devono sottoscrivere un patto in cui si impegnano a far parte di un progetto di recupero sociale.
Lo scorso anno, tra le 3.200 accoglienze svolte nel periodo invernale, di queste si sono fatti 8 inserimenti lavorativi, mentre 10 persone che vivevano sulla strada hanno capito che la loro esperienza in Italia era finita e si è fatto un lavoro di rimpatrio assistito, quindi si è in qualche modo aiutato le persone a tornare nel loro paese perché il loro progetto di vita qua in Italia era fallito. Questa sera 20:10 parleremo della Zanzega che torna su Antenna 3 a partire da domani sera dalle 21:15 ogni giovedì. Ospiti in studio di questa sera lo storico conduttore Lelle Marcassa e il suo inseparabile ospite Ivo Gallo, ma nel corso della trasmissione potrebbe esserci anche qualche sorpresa. Adesso ore 13, ma prima le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona giornata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma con frequenti riduzioni della visibilità. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata molto grigia, maggiori spazi soleggiati al mattino dove non mancheranno locali foschie o nebbie sulle pianure occidentali. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 5 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 12 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Più sole al mattino sui monti, cielo maggiormente coperto invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime comprese invece tra 10 e 12 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto anche sulla nostra regione, al mattino non mancherà il sole, la nuvolosità sarà in aumento però a partire dal pomeriggio quando il cielo tenderà a coprirsi un po' ovunque, ma sempre senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra meno 3 e 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.